Benvenuti sul nostro canale. Oggi andiamo a fare delle rimesse, quindi andiamo a sostituire delle viti morte con delle viti che abbiamo acquistato da un vivaio, quindi delle barbatelle che hanno un piede americano e un innesto invece di tipologia garganica, quindi uva bacca bianca tipica della nostra provincia appunto di Verona. Prima di tutto dobbiamo andare a fare i buchi per poi piantare le barbatelle. Per far questo abbiamo questo tipo di trivella che ha questa caratteristica di avere questo spostamento laterale che ci consente di lasciare il trattore al centro del filare e andare poi a posizionare la parte che ruota, appunto che fa il buco nel punto preciso sotto il filare. Ecco, la prima cosa da fare è quella di andare a individuare dove ci sono le fallanze, quindi dove ci sono le viti morte. In quel caso lì, qua abbiamo una vite, qua ne abbiamo un'altra, qua purtroppo dovrebbe esserci ma manca. Quindi in questo caso è un punto dove dobbiamo andare a sostituire appunto la vite. Quindi bisogna venire con la trivella, fare un buco in modo tale da rendere morbida la terra e poi andremo a piantare la nuova barbatella. E questa trivella non crea un buco vero e proprio, per cui non scava e porta fuori, non estrae terra, ma muove attraverso le due lame laterali la terra senza asportarle. Quindi in questo modo riesce a smuovere bene la terra, a creare una porzione molto morbida di terreno dove andrà appunto a essere piantata la vite, per cui questo terriccio bello soffice è la condizione migliore per poi accogliere le radici delle barbatelle. Ecco, ogni mazzetto è fatto da 25 barbatelle e sono legate e hanno un cartellino. Questo diciamo che è come una carta d'identità, c'è scritto la varietà e anche in questo caso il 420A, che è il porta innesto. Quindi questa parte è il legno americano, dopo ci sarà un innesto e è stata appunto innestata un tralcio di garganega, che è quella che poi a noi serve per fare l'uva e quindi darà i frutti appunto di garganega. Ecco, procediamo a liberare le barbatelle. Ecco, una volta liberate dai legacci erano messe in un posto fresco e le abbiamo dato un goccio di acqua nell'involucro. Adesso le immergiamo in un secchio di acqua in modo tale che le radici vengano idratate e poi sono pronte per essere messe nel terreno. Ecco, la terra è veramente morbida, come vedete il badile affonda molto bene. Dobbiamo andare a tirare via un po' di terra in modo tale da creargli un attimo un buco dove andare a innestare la barbatella. Dobbiamo controllare che sia in fila con le altre, sia in questo senso che non venga fuori e sia nel senso a squadra, diciamo, con le altre viti. Il buco è abbastanza profondo. Adesso in genere noi facciamo così: prendiamo una barbatella che è già stata messa nell'acqua, per cui le radici sono belle umide, belle bagnate, la infiliamo sotto il badile e poi li accomodiamo, controlliamo che sia in linea, sì, è in linea, e poi li andiamo a riportare con delicatezza la terra attorno. Quando andiamo a riportarli a terra attorno, noi in genere lasciamo un po' di margine attorno rialzato, perché poi passeremo a dargli un po' di acqua con il trattore e la botte, in modo tale che dopo l'acqua che andiamo a dare alla barbatella rimanga appunto in questa zona e non si disperda. Ecco, la nostra barbatella è stata piantata e in questo modo è pronta per partire e buttare fuori i primi germogli. Ecco, una volta aver messo la barbatella nel terreno, andiamo ad applicargli un tutore. In questo caso abbiamo un tutore di ferro, un tondino di fatto,
Questo gancetto ci serve da legare, diciamo da applicare in questo modo, in modo tale che il tutore sia attaccato al filo di banchina, e poi con questo laccetto andremo a legare la barbatella al tutore. Ecco, una volta aver piantato la barbatella nel terreno, aver messo i tutori, i vari gancetti, noi in genere mettiamo questa protezione, che è una plastica biodegradabile, che protegge la vite soprattutto da magari animali selvatici, quindi quando magari c'è il germoglio piccolino, magari le lepri o altri animali vengono a mangiarle e chiaramente compromettono la vita della barbatella stessa. Ecco, quindi questa protezione ci serve da garantire nel primo anno, diciamo, uno sviluppo più sicuro della barbatella. Ecco, ne andiamo ad applicare quindi questa protezione alla barbatella, che di fatto gli garantisce anche una protezione termica, perché gli fa una specie di piccola serretta e quindi anche la protegge dal freddo. Ha questi gancetti, almeno questo modello, ha questi gancetti da applicare in questo modo, in modo tale che di fatto lei sta in questo modo ed è a posto. Noi però applichiamo anche un laccetto, perché magari col diserbo meccanico quando passiamo si potrebbe rischiare di compromettere, diciamo, questa protezione. Allora in questo modo siamo più tranquilli e rimane adesa alla vite senza di fatto essere portato via. Di fatto la barbatella ha la possibilità di svilupparsi, perché da qua passano i raggi del sole e si sviluppa in un ambiente più protetto. Questa è una barbatella che era stata piantata anni fa, una rimessa, è stata piantata anni fa, e vedete che ha il suo tutore, il suo laccetto e di fatto si è sviluppata. Negli anni siamo andati a potarla, quindi abbiamo fatto di fatto, questo è il terzo anno, e adesso l'abbiamo legata lungo il tutore, come vedete, in modo tale che cresca bella dritta, bella verticale, e qui andrà in produzione per la prima volta. Quest'anno l'abbiamo legata fino qua. Ecco, oggi allora facciamo questo lavoro, abbiamo più o meno un centinaio di barbatelle da piantare, e quindi abbiamo pensato così di fare prima tutti i buchi e piantare direttamente le barbatelle, e più tardi passiamo invece a prendere i tutori, i gancetti e tutto quanto, in modo tale dopo da concludere il lavoro. Ecco, allora ci mancano le ultime 5-6 viti da piantare, e una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima era anche questa, cioè una cosa un po' tecnica, nel senso che questa parte verde non è altro che della cera che viene applicata sulla parte terminale della barbatella, che serve questa cera appunto da proteggere la barbatella stessa soprattutto dal freddo, perché queste viti si possono piantare anche tardo autunno in inverno, e questa protezione gli consente alla barbatella di resistere anche a qualche grado sotto lo zero tranquillamente, grazie appunto all'applicazione della cera. Bene, questa era l'ultima vite che dovevamo piantare qua di rimesse. Adesso non ci resta che fare il lavoro di piantare i tutori e poi andare ad inganciarli, e poi abbiamo finito.
Ecco, allora ieri abbiamo finito di mettere giù le barbatelle nei buchi che avevamo fatto con la trivella e oggi invece cominciamo a mettere giù i tutori e i vari gancetti e le protezioni, appunto, perché le barbatelle possano crescere in modo corretto. Ecco, allora siamo arrivati alla fine di questo video. Questa era l'ultima barbatella a cui abbiamo applicato il tondino e i vari gancetti e la protezione. E grazie di essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video.